Ci troviamo, siamo in via Liruti ovviamente. Ecco, volevo ricordare e non mi ricordo. Io ricordo. Tu ricordi? Allora, via Liruti era la via dei gay, che poi il termine gay una volta neanche si usava, non esisteva quasi. Questa era la via degli omosessuali, dei cosiddetti finocchi. E quasi in Friuli si rifiutava di credere che dei bravi friulani potessero usufruire di questo servizio. Sembrava che solo gli stranieri venissero a far pratica. Però devi dire che funzionava solo di notte. Beh, naturalmente, non serve dire, la prostituzione maschile o femminile di solito funziona la notte. E che c'era una presenza fissa di veterane del sesso che sono diventate anche delle regine della vita notturna udinese. Ti parli di Flavia e compagnia bella? No, di Flavia. Le veterane. Sì, però adesso guardiamo un attimo questa strada, guarda che bellissima. È stupenda. Il panorama architettonico udinese è unica. Però io non volevo parlare di queste cose. No. Io volevo parlare di calcio, di football. È vero, l'Inter ha vinto lo scudetto, lei è lieto? No, sono Rocco. Però quello che mi interessava del football americano era che loro lo giocano diverso da quello italiano, perché sono ignoranti gli americani. È vero, devono imparare ancora tante cose. Ma tu ti rendi conto che si chiama football americano e si lancia, non so come dire, non c'ha nulla del calcio, del bel calcio italiano. E l'Udinese in che serie è? In Serie A dicono. Ah, è passato in Serie A. No, è da tempo in Serie A. È da tempo in Serie A. A me piaceva molto, come si chiamava? Totò Schillaci? Guarda che accoglienza, ragazzi. Al Giro d'Italia. Allora, questa sera noi faremo un concerto di fuori. Quindi, non so se sia un matrimonio, un battesimo. Una crescita. E allora venite ad ascoltare il concerto di questa sera perché. Scusa, sto parlando io, cosa ti metti a gridare? Scusa, passa? No, va, che poi fa anche paura a vederlo, no? Cioè, sembra. E questo se ti dà uno sganassone. Ragazzi, è stato un piacere. Senta, mi dica una cosa, lei essendo il titolare di Calcige,
sa che qui si fanno dei concerti tutti i venerdì e tutti i sabati per tutta l'estate. L'ho sentito dire, sì. Ecco, la ragione per cui si fa musica qual è? Perché in effetti la musica è una cosa inutile. Perché noi perpetuiamo questa abitudine assolutamente insignificante e inutile? Perché le cose inutili sono le più importanti. Bellissimo, bellissimo questa antinomia. Diciamo, lei ha studiato Kant probabilmente, che era un famoso comico dell'epoca, che fece, ci fu anche un Kant ciclista. Lei preferisce il Kant ciclista o il cantant comic? Comic. Allora, questa sera avremo un concerto quasi swing, vero? Però il locale nasce, diciamo, come locale del jazz. Oggi non è più solo jazz. Per quale ragione lei ha scelto a un certo punto di aprirsi ad altri stili musicali? Perché... Bellissima questa risposta. Guardi, questa qui è stata la risposta più intelligente che abbia ascoltato oggi. Non vuoi tu? Perfetto, ma che collaborazione. Alex, vieni qua un attimo, dai. Abbiamo il piacere di... Sì, non sta a dire che sono qua, non so niente. Se c'è uno che mi sta sul coglione è quello che mentre sto parlando dicendo una cosa ti dice non sta a dire, cioè non sta a dire, io devo ancora cominciare e lui dice non sta a dire. Siamo qui con il prossimo sindaco di Udine. Senta, lei... Assessore al bilancio, scusi, non sindaco. Sì, adesso è assessore al bilancio, ma alle prossime elezioni lei sarà eletto sindaco, è già risaputo con tutto quello che ha speso. Ma sono troppo in vista, sindaco. Senta, mi dica una cosa, mantenga la mascherina per piacere, se non altro per non farsi riconoscere, che è una cosa vergognosa. Sì. No, da sindaco, la prima cosa che farà, quale sarà? I cessi pubblici. Ti ho portato un fiore raccattato con amore, che rima più stupida non esiste. Eppure mi faccio coraggio col formaggio e continuo il conteggio dei battiti del cuore sottratti all'amore, che rima più stupida non esiste. E tutti gridarono: già detto, teste di minchia, testimoni inutili e strillanti, le verità nascoste col fervore dell'amore, che rima più stupida non esiste. Quindi c'è questa particolarità, posso parlare? Prego, io l'ascolto. Ah? Io l'ascolto. Lei stia zitto, non deve Non parlare. mancherò. C'è questa particolarità, quindi c'è questa invenzione di questo oggetto che è tondo, che si chiama 33 giri all long plane, quindi Sì. siamo già nel futuro in pratica. Sì, Lei sì. pensa che avrà successo? Ci sono delle prospettive interessanti, però che abbia successo non ci scommetterei. Non lo so. Perché è assurdo, no? Cioè, una la cosa gente vuole ascoltare la musica dal vivo, non gli frega niente di ascoltare. Certo, poi c'è questo aggeggio qua, questa... Giradischi mi dicono. Sì, Quello che giradischi, mette, però mette sopra questo... poi non so come faccia, perché ha dei piccoli solchi dove doveva uscire della musica, no? Non so, non credo possa funzionare. Signorina, buonasera. Signorina, buonasera.
Senta una cosa, lei cosa pensa dei fotografi omosessuali? Sono straordinari, assolutamente straordinari. Infatti vorrei baciarti in bocca, posso? No, ma aspetta, questa cosa sull'omosessualità è tutta la serata che parliamo di omosessualità, perché abbiamo cominciato scherzando sui calciatori, no? Perché sai che se c'è qualcuno che dice che i calciatori non possono essere omosessuali e qualcun altro che invece, sì, ma infatti, diciamo una minoranza negava, credo una roba di qualche anno fa, credo che oggi si siano resi conto. Dove stai andando? Lui si chiama Francesca? Bruttone. Senta signora, dove stanno? Cosa, fammi vedere la coda, scusa. Bellissima, bellissima. Lei è venuto da San Giorgio di Nogara a piedi? Sono venuto da San Giorgio di Nogara, non a piedi ma in monopattino, perché questo nuovo strumento di movimento è assolutamente eccezionale, abbiamo delle strade bellissime, si possono utilizzare, per cui ho deciso perché usare i piedi, usiamo il monopattino, no? E quindi ho fatto questo giro, diciamo, friulano dalla bassa all'alto, all'alta, perché dalla bassa siamo andati all'alta, adesso dall'alta andiamo alla bassa. Ma non sapevo che i fotografi parlassero. Scusi, lei non è uno che scatta col monopattino? Scatto con monopattino. Ma il fatto di essere scattante, che cosa le viene in tasca? Lei è la dimostrazione che un fotografo, così come un musicista, può vivere di musica o di fotografia? Ma assolutamente sì, perché ma anche in questa regione. Il problema, la domanda da porsi è: cos'è vivere? La Madonna adesso mi ha messo in imbarazzo. Dunque, per piacere Marco, puoi rispondere a questa domanda? Cos'è vivere? Valgo della facoltà di non rispondere. Guardi, lei ci ha messo in imbarazzo. Senta Luca, noi sinceramente sappiamo che lei fa anche delle mostre, fa delle fotografie d'arte, soprattutto è appassionato di foto jazz, si può chiamare così, si può definire così. Lei questa sera è qui perché c'è un concerto jazz o è qui per caso? No, purtroppo sono per caso, adesso ho visto gli amici, ho visto che c'è un concerto. Ecco. Quindi poi sono ben contento con un luogo come questo, che storicamente insomma lo conosciamo molto bene, prosegue in un periodo come questo che insomma non è stato facile per nessuno. Quando mandiamo i bambini alla guerra, non c'è guerra che si estinga da sola in questo letto di piaghe d'Egitto, con Regeni, nostro figlio, a sostenere la giustizia di mia zia con la scopa in mano, lesta o l'estofante alpino granatiere? Solo granita di mandorla. Solo granita di mandorla, come gli occhi e un sussurrio di zucchero a cercare dolcezza eterna grazie all'Eternit. Nelle case moderne, morte per l'Eternit, o per l'eternità dei camaleonti, E di Aristotele, ciò che è fuori dal tempo è tempo di rientrare. There's a time my heart is like when in darkness on the delta. Let me linger in the shelter of the night. Field of cotton all around me, dark to see and sweet and low. Lord, I'm lucky that you found me where the mighty Mississippi water flow. Come again, unbeliever, listen on the night and gale. We have the law, laughing on the levee, one which was heavy. All God, children got someone to love, and in darkness on the delta, that my time, my heart is light. When in darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night.
senza paga.